In diretta dal media center di Energy and Life, siamo qui con l'ingegner Dai Predi for Green, con il quale vogliamo parlare del consorzio Energia Verde We4Green e a cui chiediamo quali sono le ultime novità normative che influenzeranno i produttori di energia da fonti rinnovabili. Beh, in queste ultime settimane hanno iniziato a circolare le prime bozze sul decreto del Fare 2 che dovrebbe prevedere una cosa molto importante, ovvero le modifiche al ritiro dedicato, alle condizioni di ritiro dedicato. Oggi il ritiro dedicato per l'energia prodotta dagli impianti rinnovabili avviene a dei prezzi minimi garantiti. Dal 1 gennaio 2014 non dovrebbe essere più così, dovrebbero essere modificate queste condizioni e quindi i produttori di energia elettrica da fonte rinnovabile riceveranno il prezzo zonale che viene formato sulla borsa elettrica e i ricavi saranno parecchio ridotti rispetto a quelli che ci sono con le attuali condizioni di conto energia, stimiamo una cifra attorno al 30% in meno. E quali sono le soluzioni? Beh, stiamo lavorando con alcuni soggetti come per esempio Carrera Jeans ad un modello di consumo un po' diverso, simile a una sorta di scambio sul posto in cui il produttore produce l'energia elettrica nel suo impianto e poi la va ad autoconsumare direttamente in tutti i suoi siti di fornitura. Ovviamente l'energia elettrica verrà valorizzata, verrà acquistata dal produttore a condizioni medesime a quelle del nuovo ritiro dedicato, quindi attorno sempre al prezzo zonale, ma sempre allo stesso prezzo verrà poi rivenduta in tutti i vari siti di consumo di energia.